Sono circa 80 gli amministratori locali attivi che hanno aderito in provincia di Agrigento alla formazione politica di Angelino Alfano, il nuovo centrodestra. A comunicarlo ieri nel corso di un'assemblea che si è svolta ad Agrigento il senatore Giuseppe Marinello, che insieme al deputato regionale Vincenzo Fontana e al parlamentare nazionale Nino Bosco hanno incontrato gli amministratori locali del partito. Nel corso dell'assemblea è stato ribadito che il nuovo centrodestra si pone come obiettivo quello di una politica che parta dal basso, dai territori e non come avvenuto finora. Il partito dell'onorevole Alfano, ha detto Di Marinello, vuole essere l'elemento politico nuovo e catalizzatore all'interno del centrodestra italiano in vista anche delle prossime elezioni. Tanti hanno già aderito, tanti ancora stanno per aderire. In questo momento circa 80 tra consiglieri comunali, assessori, sindaci, presidenti del Consiglio. Questo dimostra che a partire dalla provincia di Agrigento e così in tutta Italia il nostro è un partito radicato sul territorio con una politica che parte dal basso, invertendo invece quello che è accaduto negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni, di una politica che dall'alto calava sui territori. Ed è questo il significato della proposta politica dell'onorevole Alfano: sentire la gente, ascoltare i territori, i rappresentanti degli enti locali, far sentire forte la voce della nostra isola e soprattutto del Mezzogiorno d'Italia e cercare di ricomporre un grande centrodestra che con noi come elemento catalizzatore e ovviamente con tutti gli altri partiti che si riconoscono nel centrodestra, compreso il partito di Forza Italia rappresentato ovviamente da Silvio Berlusconi, possa concorrere a una partita elettorale importante che probabilmente si andrà a giocare nella primavera del 2015 e credo che grazie alle intuizioni di Angelino Alfano noi saremo ancora una volta vincenti. Io vedo qui alcuni consiglieri, da Luigi Troia di Portembedocle, vedo Gramaglia, vedo altre persone, vedo il dottore Miccichè che è passato con noi, vedo qualche altro consigliere della provincia che già ha aderito, tanti amministratori, diversi sindaci quindi presenti, quindi questo ci dà è testimonianza del grande interesse che ruota attorno al nuovo centrodestra e siamo qui proprio perché per intanto far conoscere a tutti i nostri amici e amministratori della provincia, far sì che si conoscono fra di loro e che quindi si crei questa rete virtuosa che possa sempre più far crescere il partito e quindi avere anche dei segnali di un'ulteriore crescita.